Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di quella frase, secondo me mitica, completa, quella frase che, può fare la differenza, e che la disse Osho in una sua, contemplazione, in una sua divulgazione: "Se tu hai qualsiasi cosa, alla mattina si sveglia sicuramente qualcuno che te la vuole portare via". Questa è una frase profonda che fa riflettere, perché molti, pensano che, quando hanno raggiunto un livello, una conoscenza, uno stadio, una famiglia, quando hanno costruito un lavoro, quella cosa si perpetui ma Osho ci spiega bene che se noi abbiamo qualsiasi cosa, alla mattina sicuramente si sveglierà qualcuno che ce lo vorrà portare via. Ma prima di iniziare questa pillola, il vostro maledetto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Legare Maledetto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri social e anche in quelli di Paola Chiarilli e Laura Ciofini. E, prendo anche lo spunto per ringraziare Milas che, nei gruppi di Telegram si è sempre spesa in modo gratuito per poter far crescere, questo gruppo, e lei è stata una grandissima moderatrice, la Milas è una bravissima anche cartomante. Bene. E in più, riprendo il discorso di prima, se volete scaricare degli ebook potete andare nel sito capitano.attivista.org, qui sotto ci sono link in descrizione dove poter scaricare 20 ebook, di cui ogni ebook ha di media 10 circuiti radionici, questi son gratuiti. E il maledetto ci ha dato più o meno all'umanità 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostatici. Infatti 20 anni prima più o meno che io iniziassi a fare divulgatori di radionica, radiestesia, un veggente mi disse: "Gli unici, posti nel mondo dove non arriveranno i tuoi ebook sarà il Polo Nord, ma del resto praticamente i tuoi circuiti, i tuoi quadranti ci arriveranno maledetto". E diciamo che siamo sulla buona strada grazie a voi, Bene, andiamo avanti. Poi nel sito capitano.altruista.org ci sono anche, chiaramente, una sezione, professionale a pagamento dove il Degar Maledetto Veneziano offrono i loro servizi professionali, E ricordatevi, non contattatemi in PVT se non per consulte a pagamento su PayPal, 20 € 45 minuti, altrimenti domande sui social come fanno tutti. Bene, andiamo avanti e parliamo di questa frase che a me mi ha colpito: "Se tu hai qualcosa ricordati che c'è una grandissima probabilità che ogni mattina si alza qualcuno e te lo vuole portare via". E questo fa capire che l'essere umano, Osho parla chiaro, no, è anche un pochettino rettiliano, è un pochettino che vuole andare prima. E il vostro maestro vi ha sempre spiegato che visto che la vita è una vibrazione, no, quando noi siamo qui al culmine, no, cioè siamo al massimo della come si dice, del benessere, praticamente noi torneremo indietro e andremo nell'entropia. E in più quando siamo al massimo del benessere ci sarà qualcuno che vorrà portarci via il nostro benessere. Allora qui, bisogna entrare in campo come hanno sempre fatto quelle chiese di Stato che per 2000 anni fanno culti alla domenica e quando a sabato e durante la settimana, quando alle 7 di mattina non riescono a riempire i loro templi, mettono le signore anziane a fare i rosari e a continuare a perpetuare la loro egregore. E se lo fanno loro che sono delle multinazionali, dovrebbero farlo anche, secondo me, una multinazionale a livello mondiale, difficile da scalfire, eppure loro continuano a perpetuare questo meccanismo, alla domenica tutti lì a, gonfiare queste egregore, no? Quindi una persona che in questo momento gli sta andando bene perché ha un'attività di qualsiasi tipo, no, con un ufficio, un avvocato, un dottore, un medico, un farmacista, che ne so io, uno che ha una ditta di lavanderia, che gli sta andando bene, ma soprattutto quelli che sono amministratori di comuni, di municipi piccoli e grandi e che vede che gli sta andando bene, no, a questo punto dovrebbe cominciarsi a preoccupare, perché se ha ragione Osho, no, e Osho ha ragione, qualcuno che voi non sapete ancora se l'avete incontrato, sta pensando di portarvi via quello che avete.
Questo lo so benissimo anche le chiese di Stato, che per 2000 anni mettono giù tutti in ginocchio il sabato e la domenica, insomma, quando fanno questi riti propiziatori per loro, no, che poi usano dei stemmi, di stendardi, degli Allah, dei Padri Eterni, roba del genere, questo fondamentalmente, a loro non interessa. A loro interessa prendere l'energia per poter perpetuare il loro, come si suol dire, dominio, no, per fare in modo che la mattina non si svegli qualcuno che sia più forte di loro, che gli porti via le cose. Quindi se lo fanno loro, con una maggior ragione dovrebbero farlo quelli più piccolini, per il semplice fatto che se loro lo fanno per non farsi portar via le cose, quando voi avete l'attività, il municipio che va bene e tutto quello che va bene, non è che domani la persona non si sveglia e non vi vuole portare via o il marito o il figlio o il fidanzato o l'attività o il posto in municipio o creare problemi nella vostra attività. E allora a questo punto bisogna intervenire con dei, come si suol dire, recinti vibrazionali, con delle pulizie radioniche, con dei ciondoli, costruiti ad hoc a livello vibrazionale o con dei riti propiziatori che perpetuano il benessere o almeno arginano, visto che in questo momento l'Italia è sotto attacco, come sempre arginano questi problemi. Perché noi come Italia fino al 1990, e ve lo ripeterò sempre, abbiamo perso la seconda guerra mondiale, quindi dovevamo essere tutti campi di concentramento, ma grazie dei gruppi misterici fino al 1990 l'Italia, no, è arrivata a essere la quinta potenza economica mondiale, cioè, cosa incredibile visto che avevamo perso la seconda guerra mondiale. E anche la Germania era lì terza o quarta. Quindi capite che c'era un movimento esoterico importante dopo la seconda guerra mondiale. E se l'hanno fatto loro, anche nel piccolo deve fare ogni persona, se vuole perpetuare, perché se no succede che dopo un po' si sveglierà qualcuno la mattina mentre voi dormite, vi verrà a bussare alla porta e vi porterà via quello che voi avete in casa. Quindi il vostro maledetto veneziano vi consiglia, se non volete spendere, di andare al sito di Il Degalo, del maledetto veneziano, a cercare le pillole dove si parla di rituali, dove faccio vedere qualche piccolo rituale di protezione. Vi ricordo sempre di attivare i circuiti radionici prima di tutto, e lì anche fatto 60 pillole in cui spiego come utilizzare alcuni circuiti, e in più il vostro maledetto vi spiega anche come creare ciechi di fuoco e l'ovetto colorato. Se non vi muovete e pensate che tutto viene giù dal cielo gratis, magari a livello karmico ve lo siete meritati, ma poi a un certo punto il karma si consuma e ve lo dovete ricreare voi, no? Bene, cari amici, il maledetto finito qui questa filippica e vi ringrazio. Vi voglio ricordare anche grazie a Laura Ciofini, a Paola Cherilli, alla Milas, che sono sempre state le persone che ci hanno sostenuto, ci hanno aiutato a me a impiegare. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.